Il vigile cosciente, ma dall'ospedale dopo il lungo intervento di ieri non vuole ancora parlare dell'accaduto. La tredicenne, che è vittima del gruppo di bulli, tutti minorenni, ha tentato il suicidio gettandosi dalla finestra della scuola pochi giorni fa. Intanto né la scuola, un istituto del Veneto orientale con il dirigente, né le famiglie del gruppo di bulli si sono fatte avanti con la famiglia della ragazzina per estendere le scuse e chiedere che cosa abbia provocato il tracollo della stessa e da quanto tempo si stesse perpetrando tanta violenza psicologica nei suoi confronti. Si conoscono infatti i nomi e cognomi del gruppo di bulli, 5 ragazzine coetanee, compagne di scuola e non di classe della tredicenne, più un ragazzino esterno alla cerchia scolastica. Avevano formato un gruppo social apposta per prendere in giro la tredicenne, ragazzina semplice, acqua e sapone, la cui bellezza sembra desse fastidio a tal punto alle altre pseudo-amichette da farle credere di non essere adeguata né a loro né ad altri e quindi non meritevole di alcun tipo di attenzione se non le più becere. La ragazzina, dopo l'intervento plurimo avuto all'anca e alla schiena, potrebbe riportare danni e invalidità anche permanenti. Per lei difficile il rientro a scuola entro giugno. Per non farle perdere l'anno scolastico, la mamma sta pensando già di come farle prendere delle lezioni supplettive anche in ospedale, certo non appena si sarà ristabilita. Quasi sempre la famiglia si ostina a chiedere al ragazzino, alla ragazzina di dare prova di coraggio, non si capisce su quale base, e nello stesso tempo delle volte sono i ragazzini stessi che non vogliono modificare l'ambito scolastico da cui provengono, mentre è necessario assolutamente, visto che la scuola non è in grado di modificare i comportamenti né tantomeno di creare delle situazioni di protezione, bene cambiare assolutamente luogo, posto e anche quindi la possibilità per la vittima di poter ricostruire su base diversa la visione della propria vita.